Guardatevi attorno quanti siamo e andiamo orgogliosi di dire noi siamo ITS Academy. Con grande onore che vi do il benvenuto al Mac Day 2025. Il futuro del nostro territorio passa da quello che voi farete nel mondo del lavoro, perché voi siete la tecnologia, voi porterete la tecnologia nel nostro tessuto industriale. Sento che sto imparando una professione che mi piace, non so se sarà quella della mia vita perché non si sa mai, però ho scoperto che mi piace. Prevedere sicuramente anche la parte dei 2 giorni che vengono affrontati in azienda. È un aspetto bello secondo me, perché diciamo che un po' ti distacchi dalla teoria, inizi ad applicarla anche alla pratica. Noi portiamo avanti un progetto, lo portiamo avanti noi senza i professori ed è una cosa che ci aiuta tanto a noi studenti il poter essere liberi. Conoscere, avere anche la voglia di conoscere, di scoprire cose nuove e soprattutto di non aver paura di mettersi in gioco. E sicuramente se vi ascoltate c'è una cosa che sapete fare meglio di tante altre, che vi distingue, che vi rende unici, che può essere di natura scolastica ma anche no, e quello può diventare il vostro elemento distintivo. Io vi ringrazio tutti perché spero che voi portiate il nostro paese, come oggi è già, nei primi posti della manifattura mondiale. Grazie. Il vincitore del Mac Day 2025 è Vista Vicenza Industria 4.0.